In questo periodo in azienda abbiamo avuto diversi lavori da fare. Il primo riguardava i vigneti. Con l'autunno si sono dipinti di giallo e pian piano stavano perdendo tutte le foglie. Per questo motivo abbiamo preso il frutteto e siamo andati a prepararli per la potatura invernale. Oggi siamo pronti per andare a trinciare l'erba nel vigneto davanti all'agriturismo. Prima però prendo gli occhiali in protezione e non si sa mai se saltano sassi. Allora qui in pratica il padre ha saldato, noi non serve aprirlo e quindi l'ha saldato direttamente perché sennò vibra troppo e la vite non teneva bene. Andiamo piano o vuoi fare una roba veloce? Cassa normale. Ma non mi sembra tanto alta. Aria. Il padre stavolta ha sbagliato. Guardate qua cosa ha fatto. Ha preso dentro una vite. E tanto anche. Adesso ci penso io con le sgridate potenti. Adesso proseguo io. Ascolta, mi sembra che fa un rumore strano. In che senso? Il motore o La trincia. il rumore com'è? Tipo così. Beh, dai, va avanti intanto. Va bene. Vedi se ne convinta? Sì, vado avanti. Vabbè. Come si è visto, dopo la trincia abbiamo passato anche la spollonatrice per pulire bene tutti i vigneti. Intanto il padre e lo zio si stavano dedicando ad un altro lavoro. Continuando a passare nel capannone con i trattori, infatti, per terra si era creato un piccolo buco che loro sono andati a coprire. Servi sempre qualche brascala. Si fa busi.
Terminato anche questo lavoro, nei giorni seguenti era arrivato il momento di caricare il mais all'interno del carro per prepararlo alla successiva vendita. Deve tirare fuori il carro e dopo venire dentro col Centauro 70 e la pala per caricargli il mais dentro. Vai, 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 no problem. Vai, vai ancora. Non ci passi, non ci passi. Che polvere che fa. Io non so perché vuole riempirlo ancora. Ah, che se va fuori te la raccogli tu. Dietro non vedo io. Domani mentre va a consegnarlo dopo magari lo perde, no? Allora il padre è pronto per andare a consegnare il mais qui con Antares 110 e io invece sono appunto sempre in agriturismo a preparare le colazioni. Vediamo il carro com'è. È bello pieno, bello pieno. Bene, partiamo. Blocchiamo la gamba e sblocchiamo il carrello dietro. Quasi faccio un giro, vedere i ganci se sono tutti a posto del carro, non si sa mai, non si sa mai. Tutto chiuso. Ok. Mezzetti. Il padre ha portato il primo carico di mais senza particolari problemi. Successivamente, nell'arco della mattinata, ha fatto altre 2 consegne. Una volta terminata questa lavorazione, nei giorni successivi era arrivato il momento di andare a spargere il concime ed arare i campi in cui, durante il periodo primaverile, verrà seminato il mais. Ma questa è un'altra storia che potrete vedere nel prossimo episodio.